L'ufficialità ancora non c'è, ma il congresso per eleggere il nuovo segretario provinciale della Lega potrebbe svolgersi il 12 febbraio, mal che vada la domenica successiva, mettendo fine al lungo e mal digerito commissariamento del movimento, che ha avuto una sua prima resa dei conti a Sant'Andrà l'altra sera, dove 3 dei 4 contendenti, Riccardo Barbisan, Dimitri Coin e Luciano Dussin, si sono confrontati a viso aperto davanti a centinaia di militanti. Unico a mancare Giuseppe Paolin, che così in diretta al Ring su Antenna 3 ha giustificato la sua assenza. Io ero impegnato, avevo una riunione che era già precedentemente fissata con la sezione di paese. La mia è una campagna elettorale, tra virgolette, anzi neanche campagna elettorale. Quando io ho lanciato la mia proposta di eventuale candidatura, avevo dichiarato che avrei fatto il giro di tutte le sezioni. In realtà Paolina aveva già annunciato nei giorni precedenti che non avrebbe partecipato a un faccia a faccia organizzato dai sostenitori di un altro candidato alla segreteria, nella fattispecie Coin. Lo stesso Barbisan aveva auspicato un confronto in sede congressuale, a riprova di quanto quel momento sia atteso e carico di significato per un partito che lo aspetta da anni, come sottolinea in maniera come sempre schietta l'eurodeputato Gian Antonio D'Arè. Speriamo che si faccia questo congresso che determini quantomeno una segreteria, ma soprattutto determini un segretario e un consiglio direttivo, che è quello che manca ormai da oltre 3 anni, anche perché ci sono decisioni importanti, ci sono comuni che vanno al voto, ricordiamoci che c'è Treviso, per quanto ci riguarda, e quindi è giusto fare questo congresso per capire e soprattutto per dare una linea guida per tutti.